sunshine, every day. Oggi siamo venuti a trovare Jessica a Musile di Piave. Qui abbiamo installato un impianto fotovoltaico da 8 kW, abbiamo sostituito la caldaia esistente con un sistema ibrido della Daikin, abbiamo installato la batteria Huawei da 30 kW e la colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Sono passati ormai circa 2 mesi, Jessica. Come sta andando l'impianto? Sta andando molto bene. Bene, quindi hai già verificato un risparmio per quanto riguarda le sì, bollette sì, di energia sì. elettrica? Ok. Gli installatori hanno lavorato bene, hanno fatto un bel intervento. Sì, hanno lavorato bene. Prima mi dicevi che all'inizio c'era un po' di diffidenza rispetto al fatto di fare questo intervento, quindi non credevi che potesse essere fatto tutto a costo zero? Sì, perché sai, se è un po' titubanti, sai, quando il governo promette queste cose, soprattutto quando ti regalano questi macchinari a costo zero. E devo dire, all'inizio ero molto scettica, soprattutto anche con il signore che si è presentato alla mia porta. E ho sempre detto una frase al signore che mi ha stipulato il contratto, che nemmeno il cane non muove la coda per nulla, quindi ero scettica al 100% che il governo mi regalasse questo a costo zero, quindi ero molto negativa. In realtà invece In realtà invece il costo è 0,00, non ho speso nulla, devo dire la verità, ho solo speso i soldi per aumentare i miei kilowatt nel contatore. benissimo. Poi ti è stato richiesto a suo tempo il versamento di un deposito cauzionale che regolarmente poi ti è stato restituito. Esatto, infatti devo dire la verità, in 5 giorni mi è stato restituito subito il deposito cauzionale. Bene. Un'altra cosa che tanti clienti ci riportano è che hanno paura della complessità di questo 110 a livello di documenti, di burocrazia, di tutto. La vostra esperienza in questo senso com'è stata? È stato complicato da parte vostra? Devo dire, non è stato complicato, partendo dal fatto che ho fatto il contratto l'anno scorso, quindi ero tra i primi che ho fatto il contratto, quindi problemi di carte e cose varie non ho avuto nessun problema. Quindi effettivamente un chiave in mano che si arrangia tutto via energia. Ma sì, infatti non c'è nessun problema, a volte si sentono parlare che ci vogliono tanti cartacei, documenti, invece è tutto negativo, è zero, la cosa è molto molto semplice. Bene, quindi lo consiglieresti, come magari hai anche già fatto, se qualcuno ti dovesse chiedere un consiglio? Sì, lo consiglierei alle persone che vogliono effettuare questo lavoro perché io ho visto i risultati positivi. Benissimo, ti ringrazio della tua testimonianza e a presto. Grazie. Every day, sunshine, 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 every day.